La frana in Alpago continua inesorabilmente a muoversi, la strada provinciale 5 è sommersa di roccia e terra, l'attesa dei residenti del borgo di Schiucaz. Frana anche un pezzo di monte sui Colli Ugani, a Torreglia, vettura centrata da massi e detriti, automobilista illeso per miracolo. Nuova udienza del processo BPV, a sorpresa si presenta anche l'ex presidente Gianni Zonin. Sono convinto che da questo processo emergerà la verità, ha detto quanto è successo non è certo colpa del consiglio di amministrazione. Una corriera a fuoco accade a Giacciano con Baruchella, nel Rudigino l'autista del mezzo carico di studenti è riuscito a far scendere tutti i ragazzi. Polemiche per la commissione da pagare a poste o alle banche per il prelievo della CARD e del reddito di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle dice si deve migliorare l'impianto. Era l'unico in carcere della banda dell'Audi gialla, ma la sentenza di secondo grado assolve Vasir Ram. Secondo i giudici non era lui alla guida del bolide che ha terrorizzato il nord-est. Da odiato hub di migranti a location per una coproduzione internazionale affidata al regista italiano Luca Guadagnino, il futuro dell'ex base militare di Bagnoli di Sopra. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque torniamo in Alpago, torniamo a Pieve d'Alpago davanti al borgo di Schiucaz, quel borgo diventato un borgo fantasma dopo che i residenti sono stati evacuati, dopo il nostro reportage, il nostro viaggio di sabato. Torniamo oggi sempre con Daniela Sizzi e Paolo Bottero perché la frana nel frattempo continua a muoversi. Allora Daniela, ti vedo con un ospite, chi è? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, sono infatti con il consigliere comunale di Alpago Floriano De Prale, anche con Angela Zoppè, comandante della polizia locale dell'intero Alpago, però prima di parlare con loro volevo farvi vedere la frana, facciamo solo qualche passo ovviamente per motivi di sicurezza, lo vedete sta collassando, sassi e fango hanno completamente sommerso la provinciale 5 Dir e uno dei massi, non so se riuscite a vederlo, è proprio arrivato a ridosso del guardrail, quindi veramente a pochissimi metri dalle case. Ovviamente le piogge di questi giorni, di queste ultime ore ha complicato la situazione e proprio il consigliere comunale, che è esperto oltretutto di questo territorio, questa mattina è andato a monte di questa frana per vedere com'era la situazione dopo tutte queste piogge. Oltretutto le previsioni meteo non danno buone notizie, ma danno ancora pioggia anche per questo pomeriggio. Cosa ha visto lì? Ma diciamo che oltre ulteriori spostamenti che abbiamo fatto sul territorio e ispezioni, questa mattina purtroppo la cosa è peggiorata, addirittura sulla parte alta della frana, il coronamento della frana si è spostata di un metro qualcosa. Questo è dovuto a cosa? A un collassamento totale della frana, però stabilendo anche che nella parte verticale della frana ulteriormente i smostamenti si sono allargati, quindi io penso che con le ulteriori piogge che arriveranno a fine settimana ci saranno ulteriori problemi. Speriamo che questo collassamento della frana sia leggermente, che abbia un smostamento leggero. Insomma, più lento rispetto ovviamente a un distacco completo e repentino. Sì, questo è aiutato anche dai tiranti e dal muro di sostegno sulla parte inferiore della frana. Infatti la situazione è questa, che i tiranti stanno tenendo ed è quello che sta salvando il borgo, quindi anche se la strada è sommersa, per il momento rocce e fango si sono fermati, hanno invaso completamente, sommerso la strada, ma sono rimasti al di là del muro di contenimento. Sì, questo ringraziamo anche l'intervento che è stato fatto precedentemente da Veneto Strade, quindi quel muro di sostegno con tiranti in verticale fissati su una roccia veramente buona tengono tutto il smostamento franoso. Certo che questo cosa succede? Che viene la frana, il smostamento franoso si tenta di rialzarsi e in questo rialzamento speriamo che rallenti il smostamento franoso. Insomma,
come purtroppo vi avevamo già raccontato sabato, c'è solo da aspettare. Noi siamo anche in compagnia del comandante. Comandante, un presidio 24 ore su 24 da domenica? Sì, da domenica 12 è il momento in cui purtroppo in breve tempo abbiamo dovuto far evacuare tutti. È il presidio H24 garantito dalla Polizia Locale del Pago in collaborazione con le forze dell'ordine e con la protezione civile. Questo anche per evitare eventuali atti di sciacallaggio? Per quello, ma anche per accompagnare nel limite del possibile le persone ad accudire gli animali che sono rimasti nell'area fuori, diciamo, dall'area rossa, nell'area limitrofa ma in sicurezza vicino alla frana. Ecco. Cittadini che ovviamente stanno attendendo proprio di poter rientrare nelle case anche solo per prendere qualche vestito. Si spera che nelle prossime ore, sempre tempo permettendo, assieme ovviamente ai vigili del fuoco, quindi in estrema sicurezza, possano accompagnare qualcuno a prendersi magari i beni più importanti, insomma, perché tutto è rimasto dentro le case. Cittadini che fanno un via vai tutti i giorni che vengono qui. I cittadini vengono tutti i giorni e ci tengo a dire sono persone pur provate dal dolore di abbandonare la casa in maniera così repentina, pieni di dignità e collaborativi, molto collaborativi. Li accompagniamo più che volentieri, ma anche perché hanno i loro animali, diciamo, tutti gli animali che giornalmente vengono ad accudire, quindi li accompagniamo, parliamo, facciamo due chiacchiere con loro ed è per consolarli anche. E stiamo bene anche noi, ripeto. Bene, vi faccio rivedere la frana perché, come potete vedere, sta cedendo, è completamente sommersa rispetto a sabato. La situazione, l'avete sentito, è veramente peggiorata. Speriamo ora nel tempo, anche se appunto le previsioni, come vi ho detto prima, non sono buone. Quindi da Schiucaz per il momento è tutto. Se non hai domande, Nicola, dallo studio ti cederei la linea. Grazie a Daniela Sizia, grazie anche a Paolo Bottero per le immagini, grazie ai tuoi ospiti. Quindi questa sera avremo un altro aggiornamento con i vostri servizi per capire come sta procedendo questa situazione. Montagne che franano anche evidentemente i Colli Euganei, un pezzo di monte si stacca, massi e detriti a Torreglia finiscono in strada e centrano una vettura, un automobilista illeso per miracolo. Un ammasso di detriti e sassi si è staccato improvvisamente all'alba di martedì mattina lungo via Rina a Torreglia, lungo la strada che costeggia i Colli Euganei. In quel momento stava transitando l'Opel Corsa guidata da un 41enne di Voca, è stato centrato dai massi staccatisi con tutta probabilità dalla montagna per le abbondanti piogge di questa strana primavera. L'uomo fortunatamente è rimasto illeso, ancora da quantificare i danni al veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abano Terme, i militari hanno messo in sicurezza la strada spostando tutti i massi e permettendo così il ripristino della circolazione. Adesso torniamo a parlare del processo per il Banca Popolare di Vicenza, il processo BPV. Oggi è ripresa in aula bunker a Mestre il processo, una nuova udienza, e a sorpresa all'udienza si è presentato anche l'ex presidente Gianni Zanoni, non l'aveva mai fatto precedentemente. Brevemente ha detto, prima di entrare in aula: sono convinto che da questo processo emergerà la verità. Abbiamo sempre fatto tanto per i soci e posso assicurare che quanto è successo non è certo colpa del Consiglio di amministrazione del CDA. Questo ha detto Zanoni prima di entrare. Adesso l'udienza è ancora in corso. Una corriera a fuoco è accaduto in provincia di Rovigo, a Giacciano con Baruchella stamane. Queste foto incredibili, l'autista del mezzo carico di studenti ha fatto scendere con calma tutti i ragazzi, circa una ventina, poi ha tentato di spegnere il fuoco. Vedete il fumo e le fiamme in questo video di Rovigo in diretta. Ben presto però si è accorto che non c'era modo di contenere le fiamme, è sceso a sua volta, assistendo, come vediamo nelle immagini, al rogo che ha divorato il pullman di Bus Italia. Tanta paura tra i giovanissimi passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito. L'incendio si è verificato lungo via Scavazza alle 7:30, orari in cui i ragazzi stavano appunto andando a scuola. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il mezzo, che è andato, come dimostrano, lo diciamo ancora, le immagini, completamente distrutto. A proposito di autobus, di scuolabus in questo caso, torniamo a parlare dello scuolabus di Arquà Petrarca, ha ribaltato perché l'autista ubriaco dopo la convalida è stato rimesso in libertà.
I bambini li ho visti, stanno tutti bene, ognuno a mostrare la piccola botta che aveva preso, e viva Dio, cose che non dovrebbero succedere, però ecco, ripeto e ribadisco, fortunatamente non è successo nulla di grave. Lunedì mattina Luca Callegaro, sindaco di Arqua Petrarca, è salito sullo scuolabus insieme ai bambini che venerdì pomeriggio sono rimasti coinvolti nel ribaltamento del pulmino guidato da un autista ubriaco. Ancora impauriti ma consapevoli di essere stati, pur nella gravità del fatto, molto fortunati. Il primo cittadino del comune dei Colli Euganei ha deciso di accompagnarli per dar loro un po' di sostegno. Era giusto che ci fosse una figura che gli dava un attimo di garanzia, una figura che conoscono, perché io ho sempre avuto un rapporto molto diretto con tutti, essendo una comunità piccola, vedo un rapporto molto diretto quasi con tutti i bambini. L'autista, arrestato poco dopo l'incidente mentre stava scappando a piedi, aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza, lesioni e violenze. In tribunale si è svolta nelle scorse ore l'udienza. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto che Denis Panduro venga rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Intanto l'appalto alla cooperativa SEAF, che gestiva il trasporto scolastico, è stato revocato. La situazione ora non è semplice, sono coinvolti anche altri comuni, Cinto e Baone, che usufruivano dello stesso servizio. Con questa ditta noi era anni che lavoravamo e non abbiamo mai avuto problemi di sorta. L'ultimo mese purtroppo era stato istituito un autista, era arrivata questa persona, adesso stiamo contattando delle altre ditte, vediamo un attimo, hanno dato la disponibilità, il massimo impegno. Non è semplice perché dovremmo andare a trovare praticamente 6 pulmini con 6 autisti, e quindi adesso la cosa in questa settimana spero veramente di risolvere anche questo capo, che vabbè è da risolvere. L'autista era stato assunto solo un mese fa dalla cooperativa, che si è giustificata sostenendo di non essere obbligata a controllare la fedina penale di ogni dipendente. La politica adesso e lo scontro di governo su più temi, a partire dall'autonomia. In Consiglio dei Ministri ancora un nulla di fatto. Non posso più accettare che dai 5 Stelle arrivino frasi come cittadini di Serie A e Serie B, o che questo progetto così com'è non va bene. Lo ha detto stamane il governatore del Veneto Luca Zaia a margine di una conferenza stampa organizzata a Venezia. Io penso che l'autonomia è uno dei pilastri fondamentali del governo. Se mi chiedessero, dice Zaia, se il governo esisterebbe senza il reddito di cittadinanza, chiunque direbbe di no. Il vero problema è che i pentastellati non hanno mai prodotto la loro idea di autonomia, e questo, dice Zaia, è imbarazzante. A proposito di reddito di cittadinanza, la scoperta che abbiamo raccontato ieri, il paradosso del pagamento di una commissione alle poste oppure alle banche sul prelievo con la card per il reddito di cittadinanza. Pagare un balzello anche sul reddito di cittadinanza, strano ma vero. Ai titolari della card che utilizzano uno sportello automatico per fare un prelievo, fino al tetto massimo di 100 euro mensili, viene applicata una commissione, come è successo per esempio ad un nostro telespettatore, sorpreso nel vedere che, dopo il prelievo di 100 euro fatto ad un postamat, il saldo disponibile era sceso di 101 euro, come testimonia lo scontrino dell'operazione. Nelle modalità di utilizzo della carta è previsto che se si preleva da uno sportello postamat ci sia il prelievo di 1 euro di commissione, mentre se si utilizzano altri sportelli bancari, sempre ATM col percorso Bancomat Maestro, ci sia una commissione di 1,75 euro. Nessun errore dunque, tutto previsto dalla normativa, e basta leggere sul sito delle poste per trovare la conferma nero su bianco. La legge non ammette ignoranza, si dirà, ma certo risulta strano e quasi paradossale che il reddito di cittadinanza, uno strumento pensato come sostegno economico, sia soggetto a commissioni come qualsiasi altro conto corrente e che una sua parte, di fatto, vada fuori obiettivo. Finisce alle poste in commissioni, senz'altro. È una cosa un po' contraddittoria perché si cerca di sostenere le persone in difficoltà, e poi si chiede anche l'obolo di 1 euro per ogni singola operazione. È un po' contraddittorio, magari sarebbe il caso di rivedere la cosa, seppur prevista dalla normativa. Al momento dunque dalla commissione non si scappa, l'unico margine di manovra, semmai, sta nella scelta del male minore. Se dovete prelevate le poste, risparmiate 75 centesimi, al momento mi sento di dire solo questo, seppur dissento da questo tipo di impianto. E questa polemica, come il reddito di cittadinanza, insomma, in sé stesso è stato uno dei temi dibattuti ieri sera a Ring, il nostro talk show del lunedì sera condotto da Ferdinando Avarino, e allora le polemiche proprio per questo elemento, questo paradosso del pagamento della commissione, le polemiche anche sul reddito di cittadinanza in sé stesso come concetto, con parole forti anche, lo sentirete, del leghista Marcello Bano. Allora un estratto proprio di questo passaggio sul reddito di cittadinanza.
che le banche e tutti gli istituti finanziari siano sempre lì a prendersi qualche commissione da qualche parte è una cosa che ma sappiamo. non sul reddito di cittadinanza, allora, siamo tutti d'accordo. Sì, no? lo strumento alla fine è uno strumento che passa per questi meccanismi finanziari e qui possiamo, magari questa è una cosa che si può anche vedere. Secondo me andremo a migliorare anche quello. C'è chi abbiamo visto prende 40 euro, poi non so, Ciriani cosa ne pensa? Perché su questo forse bisognerebbe fare qualcosa, no? Ma guardi, è la certificazione del fallimento di questo provvedimento. Addirittura. Perché il reddito cittadinanza, oltre ad essere un provvedimento assistenziale ed elettorale, oltre a non aver prodotto e non produrre mai un solo posto di lavoro in più, è una legge che è costata dai 6 ai 7 miliardi di euro. La commissione è una cosa ridicola oltre che scandalosa, perché significa che siccome sono circa 1 milione e mezzo le persone che detengono questa tessera, se ognuno di loro preleva 5, 10, 15 volte all'anno, vuol dire che le banche incasseranno qualche decina di milioni di euro dal reddito di cittadinanza. Per quanto mi riguarda era una mancetta elettorale per un certo tipo di elettori che venivano dal sud, cioè questo addirittura era il tema. Mazzetta elettorale mi pare un termine un po' francamente lo dico io, non sono politicamente corretto, purtroppo un'emergenza, uno dei nostri valori era di affrontarla. Secondo me è stata sbagliata, come è stata fatta? Cioè per lei è una mazzetta elettorale? Ma sì, era stata fatta in quest'ottica qua. Salvini è il reo? Perché reo? No, noi facciamo una cosa, noi siamo persone per bene. Cioè, in termini noi siamo persone, allora noi siamo persone. No, ma scusa. Lei è molto simpatico, però devo dire, lo dico no, ma posso finire? Ma lei la dire mazzetta elettorale, però il suo capo di partito l'ha votato. Forse quindi il reo. Dalla politica a qualche istante di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, parliamo dell'inchiesta che dalla Campania arriva fino al Veneto, quella sulla sicurezza dei viadotti autostradali, al vaglio i parapetti dell'A27 nel Bellunese. Anche i viadotti bellunesi di Ponte nelle Alpi e Rio Salere lungo l'autostrada A27 sotto la lente della Procura della Repubblica di Avellino, che sta indagando sull'adeguatezza degli ancoraggi dei nuovi parapetti installati da Autostrade per l'Italia. E questo perché il fascicolo d'indagine scaturisce dagli accertamenti seguiti alla strage del 28 luglio del 2013 in A16 all'altezza di Monteforte Irpino, quando un pullman a causa di un guasto sbandò e finì giù dal viadotto causando la morte di 40 persone. Sotto accusa erano finite le barriere laterali del manufatto. Ora, nell'ambito di un filone partito da quell'episodio, la Procura ha notificato ad Autostrade la richiesta di esibire e consegnare la documentazione che consenta di appurare l'elasticità dei nuovi parapetti dei due ponti sulla 27. In una nota la società autostradale, che fa parte del gruppo Atlantia, guidato dalla famiglia Benetton di Ponzano Veneto, già chiarisce piena sicurezza e totale regolarità dell'opera viaria. Quello che si è verificato in Irpinia è a tutt'oggi il più grave incidente stradale in Italia per numero di vittime. Quanto alla sicurezza dei viadotti, è tornata di drammatica attualità anche dopo la tragedia di Ponte Morandi a Genova, tanto che tutti gli enti locali di competenza erano stati invitati a eseguire un sopralluogo dettagliato sullo stato dei manufatti. Nel Bellunese i controlli sono stati rinnovati dopo la tempesta Vaia di fine ottobre, ma lo stato dei ponti autostradali è di stretta competenza delle concessionarie. Le verifiche sulle barriere ricordano infine un'altra inchiesta, quella sulla solidità dello spartitraffico della 4 a Cessalto nel 2008, che cedette al salto di carreggiata di un tir, causando 7 morti. A proposito di strade, si ribalta camion carico di meloni chiuso dalle 5:30 all'autostrada Bologna-Padova con problemi di traffico e qualche chilometro di coda. Adesso a Jesolo, dove una 23enne denuncia di essere stata violentata in spiaggia, ci racconta questa vicenda molto delicata. Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Jesolo, aveva conosciuto un uomo in chat, si sono dati appuntamento in un locale, dopo aver bevuto qualcosa insieme sono andati in spiaggia, ma qui per una 23enne statunitense in vacanza sul litorale con la mamma è iniziato l'incubo. Ha raccontato poi agli agenti della polizia di essere stata stuprata proprio da quell'uomo di 54 anni, poi sarebbe riuscita a divincolarsi e a raggiungere l'albergo dove appunto alloggia con la mamma. A rivolgersi al 113 verso l'una di notte
sarebbe stato il portiere dell'hotel, facendo intervenire anche il personale del 118 che poi ha accompagnato la vittima al pronto soccorso per essere sottoposta agli accertamenti sanitari previsti. Ora sono aperte le indagini sul caso e si attendono ulteriori dettagli per capire che cosa sia successo. La ragazza ha fornito tra l'altro degli elementi molto importanti per permettere alle forze dell'ordine di poter risalire al responsabile della presunta violenza. Mi auguro che si faccia massima chiarezza, è stato il commento del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, una vicenda che inevitabilmente ci riporta con la mente alla scorsa estate, al 24 agosto, quando una quindicenne è stata violentata in spiaggia, e quindi si riaccende qualche polemica per quanto riguarda l'attenzione su tutti quegli aspetti legati alla sicurezza in città. Non ho elementi per giudicare quest'ultima vicenda, ha commentato ancora Zoggia, posso solo augurarmi che venga fatta totale chiarezza. In ogni caso, continua, al di là del singolo episodio, mi sento di ribadire con convinzione che la nostra è una città sicura. Tra l'altro ricordiamo anche tutte le novità per quanto riguardano l'illuminazione a Jesolo, che è un'opera messa in campo da poco tempo. Da Jesolo per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Era l'unico in carcere della cosiddetta famigerata, lo ricorderete, banda dell'Audi gialla che terrorizzò il nord-est, ma la sentenza di secondo grado ha assolto Vasil Rama. Era accusato di essere l'autista della banda che a bordo della famigerata Audi gialla nel 2016 aveva rapinato e rubato almeno 3 abitazioni tra Padova e Vicenza, sfrecciando a folle velocità in contromano lungo strade e autostrade di mezzo nord-est. La Corte d'Appello di Venezia, però, dopo una lunga camera di consiglio, ha assolto Vasil Rama, 38enne albanese. Per i giudici non c'è prova che ci fosse lui a bordo dell'Audi gialla. Secondo la difesa, nessuno ha visto o riconosciuto l'uomo nei paraggi delle abitazioni depredate, e così la sentenza in primo grado del Tribunale di Padova, 6 anni di carcere, è stata ribaltata con l'assoluzione. Revocata la misura cautelare in carcere, il 38enne albanese resta comunque detenuto soltanto per finire di scontare la pena di 2 anni patteggiata a Venezia per i reati di ricettazione dell'Audi gialla rubata e per resistenza a pubblico ufficiale durante le fughe del 21 al 22 gennaio del 2016. La rapina di cui era accusato invece risale al 16 gennaio del 2016 a Torreglia, nel Padovano, dove ci fu anche un conflitto a fuoco con i carabinieri, poi colpi di Romano di Ezzelino e di Cassola nel Vicentino, a cui seguirono le fughe ad alta velocità tra le province di Venezia e Treviso. L'Audi gialla venne ritrovata poi carbonizzata a fine gennaio in un campo a Donè di Fonte ai confini con il Bassanese. L'albanese, unico arrestato della banda, venne trovato in Grecia. Gli inquirenti avevano identificato anche i presunti complici, ma gli elementi non furono ritenuti sufficienti dal giudice per ottenere una misura cautelare. Adesso parliamo della ex caserma di Bagnoli di Sopra, nel Padovano. Era il simbolo, uno dei simboli insieme a Cona della gestione dei migranti nelle grandi strutture, con tutte le polemiche connesse anche per la sicurezza. Ora la caserma, come sappiamo, da tempo è svuotata e il paradossale destino è che diventerà per diverso tempo il set di una fiction molto importante, una fiction internazionale americana affidata a Luca Guadagnino, che vediamo in queste immagini in conferenza stampa mentre presentava al Festival di Venezia il remake di Suspiria, l'ultimo suo lavoro, il remake del capolavoro di Dario Argento, un regista molto apprezzato all'estero, soprattutto in America, Luca Guadagnino, che appunto realizzerà questa miniserie televisiva con una coproduzione americana ambientata in Italia. Avrà tra i suoi set anche l'ex caserma di Bagnoli di Sopra. Adesso è il tempo solo per ricordarvi gli appuntamenti con la programmazione, a partire da ore 13, fra pochissimo, per parlare di salute. Parleremo di reflusso gastroesofageo con il dottor Alberto Tringali, direttore dell'unità complessa operativa della gastroenterologia dell'ospedale di Conegliano, e spiegherà quali sono le cause di questo disturbo sempre più diffuso e le terapie attualmente in uso. Vi aspettiamo dunque alle 13 fra qualche minuto. Alle 20:10 invece, 20:10 l'appuntamento di ogni sera dopo il telegiornale di Treviso con l'approfondimento della giornata, l'approfondimento politico, e ospiti in studio di Ferdinando Varino saranno Sergio Berlato di Fratelli d'Italia e Antonio Pierulli, popolo delle partite IVA. Ovviamente parleremo anche e soprattutto delle elezioni europee.
È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Le nostre regioni saranno ancora bersagliate da nuovi acquazzoni e la situazione è già piuttosto critica in alcune zone dopo le abbondanti piogge di questi giorni. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti. In nottata è previsto un lieve miglioramento. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, comprese invece tra 19 e 23 gradi. Condizioni instabili anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni diffuse e localmente anche di moderata intensità, ma anche in questo caso migliorerà entro la notte. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime invece tra 16 e 18 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo qualche piovasco su tutti i settori, poi migliorerà sulle aree settentrionali mentre continuerà a piovere altrove. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 22 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.